Dopo le fieste in Argentina a Union Furlane Florienzo Varela. Il 65° anniversario è stata anche l'opportunità di celebrare la ripresa delle attività di questo importante fogolar che in gracis dal collegamento con la Scuola d'Ogne Institut Friul, fondate dal fogolar, che accetta tanti arlevs, all'impegno dal suo presidente Carlos Perandio e ai volontà dal suo consiglio direttivo alle ripartì dopo qualche anno di inattività. Tra i partecipanti alle feste anche il viceconsul d'Italia a La Plata, Carlos Torres, e il sindaco di Florencio Varela, Andrés Watson, che hanno sottolineato la importanza in tal sud de città e di tutte le Argentine dai furlans emigrati. Per organizzazione dal Gustà, il fogolar ha avuto il aiutori importante dai amici de famiglie furlane di La Plata, che han preparato i musets, ma anche la polente, che è stata tamben accette perché riporti sempre il spirito di sentirsi insieme, cercialis mangiativis furlanis e chiantalis vilotis dagli antenati. A fin, dopo la torte dell'anniversario, il caffè è stato servito con snappe artesanali autentiche, fatte in chiase con ricette furlane. Il Fogolar Furlan dir Mar del Plata ha organizzato la edizione numero 18 de settimane de Furlanetat. Dis staccando al prim di agosto per celebrare i valori culturali dal Friul, traverso avvenimenti artistici, gastronomici e di incontri comunitari. Col titolo Condividint lis nestris lidris, l'avvenimento ha proponuto diverse attività viertis al pubblic con entrate gratuite, mostris culturals, presentazioni artisticis e cercis di plats tipics de region. A inaugurazione hanno partecipato anche il consul d'Italia a Mar del Plata, Andrea Varischetti, e il presidente del Comites di Mar del Plata, Alberto Becchi, la presidente Gladys Tupin e a Ufier la Snape Cularude per onorare, tanche ogni anno al prim di agosto, la Pachamama, la dea dettiera in tes comunità sandine dal Sud America, un rituale che gli emigrati hanno accettato con simpatie. Il caffè Furlan, che si tiene una volta al mese, ha ospitato Pablo della Savia, che ha illustrato indicatori culturali comuni in te emigrazione. Allà, in allegrare l'avvenimento, il gruppo folcloristico dal Fogolar Sacche Burache. Le attività si sono concludute col Gustà Furlan tradizionale, con mignestre, krauts, musè e polente. Accettati dal presidente Gustavo Artusio Bigot, le attività per il 73° anniversario de Società Furlane di Paranà sono scominciate con la mostra che i Furlans, presentate dal già presidente Roberto Candussi, fotografie digitali e in stampe sulla vita degli emigrati furlans in te colonis dal contors de citat. Da sposi e tenude la rappresentazione scenica dal viaggio e derivate dai furlans in Argentina, de bande dal gruppo teatral dal Fogolar, con la regie di Nanuel Amaro Espinosa, parsierà gli interventi culturali prime decene, la coral dal Fogolar, col maestri Sergio Olivera, ha emozionati i partecipanti con la sua esibizione. Tant che Ducchi Heinz si è fatta ai 3 di agosto il tradizionale ghiringhel annuale de Famè Furlane di Toronto, che ha veduto in tune biele giornate di sorelli una grande partecipazione di fameis che si sono dati ad un per condividere la Sante Messe e il gustà a gridele. Zux par granchi e piccinins, la briscule e la simpris pietà de peschie hanno intrattenuti presenza, une giornate per divertirsi e condividi con chei più picciui la gioia di darsi ad un e l'amor pes l'idris furlanis. Alle dut par voi, gnovi sal da appuntamento a domani. Mandi e buone serate.